Questa edizione di Jesolo Sen Activity è stata straordinaria sotto tutti i punti di vista. Oltre al record di visite nella nuova location di Piazza Brescia con 140.000 presenze, record assoluto, abbiamo anche segnato un nuovo traguardo che è quello delle raccolte benefiche. Quindi ringraziamo davvero tutti i visitatori che hanno voluto sostenere sia con donazioni sia con l'acquisto di merchandising per quasi 100.000 euro i 10 progetti di beneficenza che erano stati selezionati dall'amministrazione comunale e che erano visibili e conoscibili all'interno della struttura. Quindi in primis il progetto simbolo di quest'anno, che è quello legato al tema della pace, ovvero il sostegno a Kiev, all'Ucraina, con 30.000 euro di donazioni che sono andate appunto nella capitale ucraina, ma anche tutti gli altri progetti che sostengono iniziative fuori dal nostro continente, ma anche iniziative locali con molte associazioni del territorio. Quindi grazie davvero a tutte le persone che hanno sostenuto attraverso Jesolo Sen Activity questi progetti benefici, segnando anche un connubio che è quello fra turismo e beneficenza. Carissimi tutti, ringrazio di cuore il signor Sindaco, Christopher Dazzotti e tutta la comunità di Jesolo per l'accoglienza ricevuta durante la mia visita a dicembre scorso in occasione dell'apertura del Sant Nativity. Ringrazio anche tutti i rappresentanti e le diverse autorità che hanno partecipato e contribuito al successo di questa iniziativa. La somma di 30.000 euro sarà usata per aiutare i profughi senza tetto in Ucraina, qui nella nostra diocesi di Kiev. La vostra solidarietà e generosità mi ha veramente commosso e toccata da vicino, come pure il sostegno e la continua vicinanza di tutto il popolo italiano sin dall'inizio della guerra. Siete tutti strumenti utili nelle mani del Signore. Vorrei ringraziare anche il signor Giampaolo Rossi, presidente dell'Associazione Giovanni Marcato, che è stato, continua ad essere di grande aiuto e sostegno in questa bella iniziativa. Affido al vostro ricordo e preghiere l'Ucraina che continua a soffrire e vi prego di continuare a pregare per noi. Vi invio la mia gratitudine e la benedizione.